buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa nuova live di Reni J. Allora, ci eravamo lasciati con la scorsa live che stavo sistemando un po' tutte queste audiocassette. Come vedete, ancora sto molto incasinato, però andiamo avanti e adesso volevo archiviarne qualcosa, siccome sto andando piano piano, ogni tanto ne aggiungo qualcuna. Allora, tutte quelle già numerate sono state archiviate nel mio database Excel, diciamo più che database è un po' elettronico, però diciamo le ho messe su Excel, quindi già un grandissimo lavoro di quelle già numerate è stato fatto. Ne manca qualcuna, ma sicuramente saranno dentro questa busta ci sono tutte le cassette che poi farò una live per farvele vedere, sono quelle solo dedicate alle sigle TV, sigle di ogni genere, ok? Ed è un bustone pieno di audiocassette, questo bustone qua. Adesso però volevo continuare, magari a qualcuno può interessare, a qualcuno no, a archiviare insieme a voi queste cassette che sono qui, che sono veramente tante, ce ne sono parecchie, poi mixed by Harry ancora da numerare. Come vedete queste sono quasi tutte mixed by Harry, qua ce n'ho altre, alcune già le ho archiviate, mixed by Harry, già stanno a posto, ma qui guardate altre mixed by Harry, vedete, qualcuna è messa pure sotto sopra. Comunque c'è sta pure la Rocky Rambo DJ qua, original, ok? Quindi io direi di continuare. Questa è quella che ho fatto vedere in uno short. Questa è una cassetta con scritto Verdone, vedete? C'è scritto Verdone. E questa cassetta io sono particolarmente affezionato perché qui ci sono gli spezzoni dei film di Verdone che io utilizzavo campionandoli durante le serate quando facevo il DJ. Quindi tutto quello che racconto è vero. Vedete che poi andando a sistemare, io che non butto niente, esce di tutto. Esce, ovviamente qui c'è Verdone sia al lato A che al lato B, vedete? Ah, qui si è messa un po', questo è il famoso scotch carta, però si legge benissimo Verdone lato A e Verdone lato B, ok? Messo all'epoca con lo scotch carta, come vedete, cassetta originale dell'epoca, una bella TDK al ferro AR60, bellissima cassetta questa qui. Poi sto vedendo che ne sono uscite tantissime, una diversa dall'altra di cassette. Guardate questa è una BASF da 60, questa è fine anni 70, primi anni 80 proprio, pure dal colore, vedete? Ciao Mabo, come vedi io qua sto veramente incasinato. Guardate quest'altra con scritto Eros Ramazzotti, vedete che con la luce giusta la telecamera mette a fuoco subito, vedete? Quindi questa è un'altra cassetta, questa è una Sony da 90. Vabbè, comunque guardate questa è Pump Up the Jam, registrata all'epoca, Technotronic Pump Up the Jam. Vediamo se riesce a mettere a fuoco le scritte. Sì, Pump Up Jam, vedete? Pump Up the Jam. Sì, la Bass faceva tutti i supporti magnetici. Attenzione, la Bass faceva pure le videocassette, faceva i floppy da 3 pollici e un quarto e floppy da 5 e un quarto, quindi sia per Commodore 64 e vecchissimi PC, tipo 486, 386, 286 che c'erano il drive da 5 pollici, e sia per poi Amiga e PC moderni. Diciamo, faceva sia i double density DD che gli high density, quelli da uno che su Amiga arrivavano a 1,76, su PC 1,44. Faceva tutti i supporti, addirittura la BASF ha fatto pure le bobine per i Revox, chiamiamoli così. Comunque, bando alle ciance, andiamo avanti e cominciamo a prendere delle cassette. Per esempio, andiamo a prendere questa. Io poi adesso cambio pure inquadratura, vediamo un po' se l'altra inquadratura viene bene.
Allora, innanzitutto mi dovreste dire se mi sentite ancora. A vedere mi dovreste vedere, e questo è il file Excel che sto creando. Allora, adesso vi faccio vedere anche questa, guardate. Opla, sbagliato telecamera. Vasco Rossi, voglio proprio esagerare. E qui tutte le canzoni, la lista delle canzoni con la durata, tutto scritto. Vedete come ero ordinato io una volta? Veramente bello. Quindi questa diventa la numero 431, ci si attacca il numerino e poi vi faccio vedere che è abbastanza semplice e veloce fare questo archivio, perché io vado qui, questa qui è una CD Ing 1 da 90, quindi qui si scrive Vasco Rossi compare da sé. Poi abbiamo detto che voglio proprio esagerare, voglio proprio esagerare, questa è una CD Ing da 90, quindi 90 minuti viene scritto da solo. Poi è una TDK CD Ing, ecco, vado qui, copio qui, CTRL C, CTRL V, archiviata. Visto, ci vuole pochissimo, 431 e abbiamo archiviato anche questa. Ok, quindi questa era Vasco Rossi, una CD Ing da 90. Ok, andiamo avanti, vediamo un po' un'altra bella. Allora, andiamo Litfiba Terremoto. Andiamo con Litfiba Terremoto, chi non se lo ricorda questa, ve la faccio vedere. Litfiba Terremoto, questa è una cassetta da 46, sempre con tutti i titoli scritti sopra, guardate anche la cassetta. Litfiba Terremoto 432. Allora, 1993, mazza, oh. Allora, ci abbiamo attaccato il numerino, andiamo qui, questo è Litfiba terremoto, e questa è una TDK, prima ci metti i minuti, 46 minuti, TDK, e questa è una semplice TDK D46, quindi andiamo a prendere qui, D, CTRL C, CTRL V, archiviata, e andiamo avanti, si prosegue, ok? Bellissimo, Litfiba Terremoto, lo so, bellissima pure questa cassetta, molte le ho consumate, che ora vi faccio vedere, ma veramente c'è di tutto qua, Guardate questa, chi se la ricorda? Jordi Pocket Surprise, questo è Jordi, quello che ha fatto Dur Dur de Tre Bébé, e questo è l'album Jordi Pocket Surprise. Vedete? Perfettamente messa a fuoco. Allora, e questa diventerà la 433. Andiamo a prendere il numeretto, ce lo mettiamo addosso. Tac. 433. Ti ricordi le musicassette della Teach con le bobine in alluminio? Ce n'ho una, l'ho messa via, c'ho l'unica rimasta con le bobine in alluminio. Guarda, se io qui faccio una ricerca, trova Teac, trova tutti, eccola qui, Teac bobine, non so se riuscite a vederlo, è questa qui, la numero 142, mi sa che non la vedete? L'ho evidenziata, ma comunque la numero 142 c'è scritto Teach bobine, guardate, dove sta? Eccola, Teach bobine, sopra la mia immagine, Teach bobine, quella me la ricordo, sì. Ok, mi metto così, guardate, va, ecco, così riuscite pure a vedere un po' di la marca delle cassette, che io ci metto tutto su quel file. Allora, e così vi leggo. Le cassette Teach con le bobine in alluminio sono tanta roba.
Allora, andiamo ad archiviare. Allora, siamo arrivati a 433. 433 è Jordi Pochette Surprise. Pocket Surprise, questa è una 60 minuti. CD Ing 1, TDK CD Ing 1. Esistono pure le CD Ing 2 che sono al cromo. Questa è una CD Ing 1 archiviata. Come vedete ci vuole pochissimo tempo. Ok? Allora, questa la rimettiamo qua, 433. Adesso vi faccio vedere. Ah, andiamo su questa qui, va. Allora, questo è Erotica Madonna, questo è tutto l'album Erotica Madonna su audiocassetta, ok? Allora andiamo 434, prendiamo, lo mettiamo qua, 434, andiamo sul nostro foglio Excel, 434 Madonna erotica. Allora, questa è una 90 minuti addirittura, sì, TDKD 90 minuti TDKD. Sono tantissime, ma ancora voglia a archiviare. Comunque un po' le faccio insieme a voi e poi ovviamente, essendo che può essere una cosa noiosa vedere una live del genere, però guardate che alcune sono belle, guardate, Allora, aspettate. Pure questa possiamo passare, va. Allora, guardate questa. Questa era una sola, no? Sì. Allora, perché ci stanno pure quelle che sono due volumi. Allora, questo è Vasco Rossi. Vasco Rossi, guardate che bella cassetta. Questo è Gli spari sopra, 1993. Vasco Rossi, Gli spari sopra. Allora, andiamola ad archiviare. Qui ci scriviamo 435 Vasco Rossi, Gli spari sopra. Questa è una CD Ing 2, quindi al cromo, 70 minuti. Vedete la grandezza strana di queste? Questa è una CD Ing 2. Andiamo a prendere sopra le caratteristiche, CTRL C, CTRL V, TDK CD Ing 2 al cromo. Le cassette al cromo ovviamente si sentivano meglio e duravano pure di più. Quindi andiamo avanti. 1993. Ok, 435, dico bene? Sì, 435. Andiamo con sì, mettiamoci questo, va. Tanto lo sto a prendere un po' così a caso, un po' così a caso, tanto le numero e poi quando le cerco le trovo. Questo è Riccardo Cocciante, I grandi successi. E qui ovviamente sempre tutto scritto, vedete? Vedete tutto scritto. I grandi successi di Riccardo Cocciante. Tanta roba, tanta roba. Allora, Riccardo Cocciante, I grandi successi di Riccardo Cocciante. Allora, questa è una cassetta da 60, i grandi successi, quindi 60 minuti, ed è una TDKD 60, TDKD, CTRL C, CTRL V, e abbiamo risolto anche questo. Ora ci mettiamo il numerino, fatemi vedere se qualcuno scrive, e vai, e andiamo avanti. 436,
i grandi successi di Riccardo Cocciante, ma noi andiamo avanti, ma non ci fermiamo mai. Space One Every Kinda Rap, questo pure fu un bellissimo album nato dal successo Every Kinda Rap proprio degli Space One, vedete? Every Kinda Rap, Every Kinda Rap, Every Kinda Rap, produced by Albertino e Pierpa. Allora andiamo a fare prima l'archivio, loro sono gli Space One, Every Kinda Rap by Albertino e commerciale Pierpa. Allora, questa è una CD Ing 160, quindi 60 minuti, TDK CD Ing 1, CTRL C, CTRL V, eccole qua. Space One, Every Kinda Rap, Every Kinda Rap, manca il numerino che è 438, no, 437, sbagliato, ok, 437. Mettiamo 437 qui, 437 la mettiamo qui. Oh, andiamo un po', guardate, questa addirittura dovrebbe essere una 120 minuti, una delle cassette più lunghe che siano mai state prodotte. Allora, guardate cosa vi faccio vedere adesso, Allora, questo è l'album, sono due CD originali che durano circa un'ora l'uno, e questo è da 120 minuti con tutti i titoli scritti, vedete? Tutti i titoli scritti, l'album di Jukebox Graffiti, ok? Album di Jukebox Graffiti 438, artisti vari, quindi AAVV, artisti vari 438, andiamo su qua, AAVV, l'album di Jukebox Graffiti, anni 60 questo però, anni 60. Allora, 120 minuti. Ed è una TDKD, una semplicissima TDKD. CTRL C, CTRL V, ed eccoci qua, salviamo. Allora, eccoci qua e abbiamo archiviato anche questa, archiviato anche questa, 438. Poi andiamoci a prendere un'altra, Bryan Adams. Bryan Adams diventa la 439. Bryan Adams, anche questa come vedete tutta completamente scritta, vedete? Bella sta telecamera che mi mette subito a fuoco. Bryan Adams. Allora andiamo qua, Bryan Adams, Waking Up, The Neighbors, svegliando i vicini, questo Allora, AR80, vado ad accendere un attimo la luce. Si fa il tramonto e quindi ho bisogno un po' di luce in più, no, non è al cromo, o quantomeno non mi sembra. Normal position, assolutamente una bellissima cassetta questa, guardate.
Opla. Vedete? Type 1, normal, però è una bellissima cassetta. ARS 80, quindi innanzitutto è da 80 minuti. Allora, andiamolo ad archiviare, via. Senza indugio, senza indugiare oltre, veloce, veloce, veloce. Allora, questa diventa la 400. Vedete a fare le cose online? Ho commesso qualche errore. Allora, 439 Brian Adams. Ah, è questa, sì. 439, già. Ah, perché dovevo scriverci soltanto il tipo di... Allora, innanzitutto è 80 minuti. Che ancora non l'avevo incontrato, 80 minuti. Brian Adams. Questa è una TDK AR. TDK AR. Sempre al ferro. Type 1 normal. Ci ho messo qualche secondo di più ad archiviare questa. Già numerata? No. Ok. 439 ce l'ho qui il numeretto. 439 e si continua. 439, vediamo la 440, 440, sopravvissuti e sopravviventi di Ligabue, sopravvissuti e sopravviventi di Ligabue, vedete? Tutti i titoli dei brani, Ligabue, sopravvissuti e sopravviventi. Allora, 4,40, andiamo qui, 4,40, Ligabue, sopravvissuti e sopravviventi, questa è una 60 minuti classica, TDKD standard proprio. Le TDKD e le Sony HF sono state le cassette più vendute in assoluto, più di qualsiasi altra audiocassetta, quindi teniamolo presente che quelle che sono state prodotte di più e vendute di più sono state per la Sony HF e per la TDKD, ok? Poi ce ne sono state tantissime, pure al cromo, una meglio dell'altra. Io ce n'ho tantissime. Se vi faccio vedere, guardate questa, la CD Hit, questa è nuova, Sony 46, CD Hit 2, ma ce n'ho tante, ce n'ho proprio tante. Allora, andiamo avanti, 441, chi scegliamo? Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani, audiocassetta Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, e andiamo avanti, non ci fermiamo mai, 441 Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso. Allora, questa è una TDK CD Ing 1. Scusate, ma io, visto che ho la telecamera qui, aspetto che mi metta a fuoco lei. Position TDK IG Position, High Position c'è scritto, perfetto. Ah, infatti è una CD Ing 2 questa, c'era scritto, so cretino. Sono un po' scemo, vabbè. Allora, andiamo ad archiviare questa. Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, ed è una 50 minuti. TDK CD Ing 2 al cromo, non è al ferro ma è al cromo. TDK CD Ing 2, ce n'ho diverse al cromo, ma parecchie. Allora, questa è la 4,41, sì.
si trova, si trova, si trova, attenzione a non sbagliare, 441, via, ok, 441, 442, oh! Capirai, guardate io che caspiro c'avevo, insomma, me copiavo Francesco Salvi in gita col Salvi, cioè queste sono delle cassette veramente che c'ho solo io. Questo è il lato B e questo è il lato A. La macchina del capo ha un buco nella gomma, la macchina del capo ha un buco nella gomma, la macchina del capo ha un buco nella gomma, ripariamola col Wingum. 442 Francesco Salvi, vedete che già ne ho messa un'altra, quindi mi è comparso direttamente in gita col Salvi, in gita col Salvi. Questa è una 46 minuti ed è una semplice TDKD. TDKD. Adesso vi faccio fare un salto veramente nel passato con tutte queste cassette, Allora andiamo a salvare, andiamo a rimettere, opla, a rimettere la chat. Qualcuno che vuole scrivere qualcosa scrivete, se volete essere salutati, cose di questo genere, scrivete nella chat, io la chat la leggo. E questa è la numero 442, andiamo avanti, ora faccio un'altra colonna perché sennò qua mi cascano tutte. Allora andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Dum 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 dum. Voglio archiviare questa, vai. Lorenzo 1994, Ciding I70, ok, sì. Giovanotti Lorenzo 1994, questa stento si legge, però mi sa che se l'avvicino parecchio perché si è un po' scolorita, però avvicinandola parecchio vedete che la telecamera riesce a farvi vedere almeno qualcosa. CD 70 minuti, quindi questa è la 443, ci troviamo, quindi Lorenzo Cherubini Giovanotti. Allora Lorenzo 1994. Allora abbiamo detto che questa è una, quanti minuti è? 70 minuti. TDK Ciding I, CTRL C, CTRL V, ok. E si continua, non ci fermiamo mai. 443 archiviata, 443 via, 443 e andiamo avanti. Capitan Mancino, Capitano Uncino, sono o non sono il Capitano Uncino? Chiamavo sempre Capitan Mancino. Allora, dove state? Qui state, ok. E questo è Edoardo Bennato. Sono o non sono Capitano Uncino? Vedete? Capitano Uncino di Edoardo Bennato. Edoardo Bennato già era stato inserito. Capitan Uncino. Allora questa è una 70 minuti. TDK Ciding 1, quindi uguale, identica a quella sopra, anche se i colori sono diversi, li facevano dei diversi colori, ma sempre una Ciding I al ferro è. Salviamo, rimettiamovi a voi, anzi voglio vedere
444 si trova, si trova, si trova, si trova, si trova. Ciao Willy! Ciao Willy, 444esima cassetta. No, ce n'ho tantissime. Non so neanche se le voglio archiviare tutte, vabbè, ma comunque mo' ho cominciato. Dove arrivo poi metto il punto perché è una settimana che ce l'ho qua queste cassette. Allora, andiamo a vedere, questa è addirittura originale. Attenzione. Progressiva 2 Compilation. Andiamo a vedere Progressiva 2. Progressiva 2. Questa è originale, Progressiva 2, Progressiva 2. Quindi qui ci andiamo a mettere AAVV. Progressiva 2. Allora, 60 minuti. Originale. E questo è sempre, purtroppo questi originali sono sempre al ferro da battaglia, tranne qualche raro caso, ma c'è scritto sopra che so al cromo, ma le cassette originali purtroppo erano tutte quante al ferro. Quindi andiamo 445 e via, zac, 445, 445esima, vai, tanto ce n'ho talmente tante. Claudio Baglioni, i migliori brani. Vabbè, questa era una selezione che ho fatto io, bah, ci archiviamo pure questa, ma vorrei capire questa di DK di 60, è da 60 questa. Cantautori italiani, guardate, opla, sotto sopra, cantautori italiani. Questa è una compilation che feci io, ok? Un caro saluto a tutti. Ciao Willy, ciao Luis, stai in ferie? Embe. Allora, 446 si trova. Allora, qua c'è scritto i più bravi brani. No, i più bravi cantautori italiani in compilation. Quindi AAVV. I più bravi cantautori italiani in compilation. Allora, questa dura 60 minuti ed è una DDK di normalissima che la prendiamo qua. CTRL C, CTRL V. Ok, vai col tango. 1, 2, 3, 4. Ok, allora questa è la 446. Andiamo a mettere il numeretto 446 e andiamo avanti. Allora, numeretto messo 446. Ci andiamo a prendere la 447. Allora, questa si accoppia, questa è accoppia, questa è accoppia. Ok, andiamoci a prendere quest'altra originale. De 50 Sound. Questa è originale. Allora, andiamo a scrivere AAVV De 50 Sound. Allora, occhio e croce non ci arriva a 46. Questa è una 30 minuti totali proprio. 30 minuti già incontrata originale. Queste originali poi, soprattutto questa che diciamo erano cassettine così, senza troppa importanza, duravano anche molto poco. Il nastro dentro era molto scadente, quindi però ce l'ho e la lascio.
447. Poi andiamo alla 448. 448, un'altra originale, bellissima, CBS Records, ve la faccio vedere, questa è bellissima, bellissima, Spagna, You Are My Energy, Energy, Ivana, Spagna. Strano che non metti a fuoco, io te la metto proprio vicino così. E che fai? Non attivi la macro? Vai, attiva la macro. Vabbè, niente. Spagna. You are my energy. Energy. Allora, di questa io dovrei avere anche il vinile. Spagna. Anzi, io ci metterò proprio Ivana Spagna. Ivana Spagna. Ivana Spagna. You are my energy. You are my energy. Questa è originale, questa era da 60. Sì. 60 minuti. Originale. E questo è così. CTRL C, CTRL V. You are my energy. Energy. Allora. Chi mi scrive? Appena finito di andare dietro i pozzetti, chissà. Allora, 448 Ivana Spagna. Prendiamo la 449. Oh, Leone di Lernia. Leone di Lernia. Te si mangiata la banana. Due salsicce e o parmigiana e potete si è sentite male. Leone di Lernia. Questo mi pare che si chiamava proprio Leone di Lernia l'album. Leone di Lernia. Leone di Lernia, un mito. Leone di Lernia. Leone di Lernia. Leone di Lernia. Leone di Lernia. Leone di Lernia, Leone di Lernia. Addirittura questo è al cromo. E mo voglio vedere 60 minuti. TDK, reggetevi forte, SF60 al cromo. CTRL C, CTRL V. Ok, salviamo e ci mettiamo 449. Leone di Lernia archiviato. I migliori brani di Claudio Baglioni. Questo diventerà la 450esima cassetta. Eccoci qua, noi clicchiamo qui, biribim biribim. I migliori brani Claudio Baglioni. I migliori brani, vedete? I migliori brani di Claudio Baglioni, diventa la 450esima cassetta. Ok, 450esima cassetta. Andiamo qui, basta così. Claudio Baglioni, i migliori brani. I migliori brani, questa è una 90, è una Sony FXI 90. Bellissima sta cassetta, ve la faccio vedere un attimo sta cassetta. Guardate che bella che è la cassetta proprio. FXI 90. Lato B, lato A, lato B, lato C, lato D, lato E, lato F. Tutti i lati. Lato A e lato B. Allora, tutte tenute in modo maniacale, queste cassette sembrano nuove, sembrano nuove, io ve le posso far vedere pure molto da vicino, con la macro, vedete, sembrano nuove. Questo piccolo grande amore, e tu sabato pomeriggio, io me ne andrei, amore bello, poster,
a modo mio, porta portese solo. Guardate, sono tutte bellissime queste cassette, Mo non per vantarmi, ma fatte tutte quante io. Allora, abbiamo detto che è una 90 minuti ed è una, questa è una Sony FX, abbiamo detto sì, Sony FX i90, quindi Sony FXI ed è al ferro normale, non è niente di che, niente di che. Ok, allora qua ci attacchiamo, no, ci abbiamo già attaccato 4,50, andata, quindi anche Claudio Baglioni l'abbiamo archiviato. Allora io adesso vorrei tornare un attimino in studio, quindi facciamo una transizione così al volo, perché ovviamente già sono passati 45 minuti, quindi io volevo fare così per farvi capire quello che sto facendo e perché sono sparito. Allora, le Mixed by Harry, andiamo a vedere, guardate questa che bella, Mixed by Harry, vedete, telecamera, non so se mi mantiene il fuoco, guardate che bella sta Mixed by Harry, Remixland Compilation, poi a Piccadilly 38 Mixed by Harry, guardate che spettacolo, il logo originale. Attenzione, le cassette con fotocopia non sono originali Mixed by Harry, con tutto che lui faceva le cassette pirata, le sue dovevano avere il timbrino, si era inventato sto fatto dei timbrini e poi ci furono anche qualcuno che lo copiò, Questa è la Music Studio Live by Mario Sasà a Mergellina, Music Studio Live number 6 by Mario e Sasà a Mergellina, vedete? È ovvio, è ovvio. Io di Harry non vi ho fatto, cioè qualcuno l'ha visto solo quando io ho fatto vedere, diciamo, la mia grandiosa collezione di adesivi, ma vi volevo fare vedere un'altra cosa, sempre Mixed by Harry. Eccoci qua, andiamo a vedere. Allora qua, insieme agli altri adesivi, ci sono gli adesivi Mixed by Harry, qui sotto in rosso, la dimensione ideale per un ascolto pulito, vedete? Mixed by Harry, e poi eccoli qui sopra, Mixed by Harry sia bianco, qui anche sul bianco c'è scritto, la dimensione ideale, questo è trasparente, però sotto c'è scritto la dimensione ideale per un ascolto pulito, Vedete, questi sono gli adesivi Mixed by Harry. A me li diedero su una bancarella quando feci un grande acquisto, mi pare che comprai 10 cassette, 50.000 lire. Una cifra era all'epoca, ma guardate pure che c'era. Qua non ce l'hanno scritto Mixed by Harry, ma è sicuramente Mixed by Harry perché è proprio, si vede che è Mixed by Harry. Comunque, ma perché non mi metti a fuoco? Metti a fuoco. Metti a fuoco, questo è Totò Rap. Oh, Totò è la lettera, a base. Totò Tecno, Antonio De Curtis. Questa è la Totò Rap, vedete perfettamente a fuoco. Bellissima anche questa cassetta. Allora, che altro vi posso far vedere? Qui ce ne stanno tantissime, ma che vedevo di... Guardate, qua c'è sta addirittura un adesivo originale di Radio DJ Network. Metti a fuoco, oh, tienimi il fuoco, tienimi il fuoco, tienimelo, guardate che spettacolo sta adesivo, tienimi il fuoco, tienimelo, Radio DJ Network. Ma qui c'è un po' di tutto, addirittura Nanny, abbiamo le cassette, un ascolto pulito by Nanny. Questa cassetta è registrata con compact disco, mica compact disc, compact disco. Va bene, che ne volete sapere? Comunque io adesso continuerò, come vedete
si va a rilento, in 40 minuti ne avrò archiviate poche, 15. Comunque piano piano, oh, finiranno prima o poi, eh. Non è che sono infinite, piano piano finiscono. Ok? Vabbè, va, siamo addirittura d'arrivo, io vi saluto. Appena posso faccio un'altra live, dai, vi tengo aggiornati, non vi dimenticate di me, non vi dimenticate di me, io non mi dimentico di voi. Ok? Grazie mille a tutti. Ci vediamo prossimamente. Appena ho 5 minuti, io apro una live, eh. Appena ho 5 minuti. Ciao a tutti!